Ecco a voi Messina, Messina, diventi tutti i giorni più Messina, Messina, diventi tutti i giorni più Messina. Tu sei Messina che manca in c'è. Messina, Messina, diventi tutti i giorni più Messina, Messina, diventi tutti i giorni più Messina. Tu sei Messina che manca in c'è. Ignazio Messina, segretario nazionale d'Italia dei Valori e candidato capolista per Italia dei Valori in tutte le circoscrizioni. Signor Messina, buongiorno. Buongiorno a voi. non sono onesti? No, ma sicuramente Berlusconi non dà un buon esempio. Pensare che un condannato a 4 anni con sentenza passata in giudicato per frode fiscale lo abbiamo messo a fare assistenza, lui giovane ottantenne, ai settantenni, senza raccontargli barzellette perché gli fa danno, e poi lo troviamo dappertutto a fare. Lei lo vorrebbe domiciliari o direttamente in carcere? No, io ritengo che la certezza della pena in Italia ci debba essere, se uno commette un reato deve andare in carcere. L'hai visto quindi sarò forcaiolo, ma no, credo che la certezza della pena è uno dei temi fondamentali che ha creato problemi in quindi Italia. vorrebbe che lui scontasse la pena in carcere? Sì, in carcere o comunque ai domiciliari, ma stando a casa, non ma stando lei in televisione. domiciliari o in carcere? Io credo che la pena vada data in carcere. Quindi lui dovrebbe andare in carcere? Sicuramente sì. Sì. Hai visto invece la fotografia di chi che esce domani? No. Però già c'è stata anticipata? No, c'è lui col camice bianco che Infatti, gli è stato fatto uno straordinario spot, una cortesia elettorale, quello di fare. Lei lo voleva vedere con la tuta, con la righe bianca, ma con due strisce nere. Io lo vorrei vedere come tutti quelli che hanno commesso lo stesso reato di Berlusconi. Voglio sapere che pena hanno avuto. Se tutti quelli che hanno fatto 4 anni con sentenza passata in giudicato per frode fiscale sono tutti a fare assistenza agli anziani, è giusto farlo fare anche a Berlusconi. Ma se gli altri sono finiti in galera, come in tutti i paesi del mondo, io credo che anche lui dovesse avere la stessa pena. Ma lui ha una certa età. Non lo vuole dire la parola, proprio dove lo vuole vedere? Sì, in carcere. Oppure no, più forte. In galera. Perché se lo vede. Galera. Ci dica solo per chi vota alle europee, signor Boncompagni. Grillo. Grillo? Sì, voto per Grillo. Ma è grave? aveva già votato? Grave? No, ma sapere, aveva già votato Grillo alle politiche? È vero, sì. No, era una domanda. È vero. Quindi conferma il voto per Grillo, vede? È grave, no, mi dica se è grave. Niente, no, penso stia bene. Grave, Grillo, assolutamente non è grave. no, ci mancherebbe. Tutt'altro. Non dovevo dirlo forse. No, dillo tranquillo, anzi ripetilo. Voto per Grillo. No, perché Berlusconi ha detto che i 5 Stelle, cioè che a Bruxelles stanno allargando i cessi per fare posto ai 5 Stelle. Cosa voleva dire? Secondo te è un complimento o no? I cesti che vuol dire? I cessi. I cessi. Gli 00, cioè i cessi. le toilette. Sì, oui. Ah, i cessi. I cessi. Non lo so, quello è un linguaggio berlusconiano che non capisco. È una maniera di dire? Sì. Non lo so, non lo conosco, non riesco a comprenderlo, è difficile da tradurre. Sì. Ma io credevo che tu sapessi il linguaggio di Berlusconi, no? No, non lo conosco, no. Senta, come conosco festeggia? Più quello di Grillo, perché è più brillante. Beh, sì, fa fanculo, è facile capirlo. Senti, comunque, Ignazio, tu sei praticamente governativo, diciamolo. Perché io credo che chiunque faccia politica deve protestare quando c'è da protestare, ma per entrare nelle istituzioni e governare il paese, se no non ha senso. Io ho fatto il sindaco proprio per questo, protestavo contro un vecchio sistema, sono andato lì ma sono andato a governare e a fare le cose per i cittadini, perché se no la politica non ha senso. Una politica che è solo protesta, a che serve? Protesti se c'è uno, protesti se c'è l'altro, protesti, alla fine protesti sempre però poi e non realizzi nulla. Capita anche in casi come il tuo che tu sei praticamente alleato, complice, come dire, di Alfano, per esempio. No, io non sono affatto alleato complice di Alfano, anzi devo dire oggi è un giorno molto triste. Lampedusa, ancora una volta una tragedia del mare straordinaria. Quello che assistiamo è veramente una farsa. Sentire il ministro dell'Interno dire che l'Europa non fa nulla, il problema è questo: intanto 7 mesi fa, quando è stato ottobre, è successa esattamente la stessa cosa. Alfano era ministro, 300 bare allineate a Lampedusa e ha detto facciamo intervenire l'Europa. Oggi ha detto la stessa cosa la commissaria europea Malmström, ha dichiarato qualche minuto fa che non è vero niente, perché lei è venuta, a novembre ha scritto al governo italiano e il governo italiano non ha risposto su ciò che chiedeva all'Europa. Ora, io spero che Alfano smentisca documentalmente, ma se è vero che lo stesso ministro non ha risposto alle richieste dell'Europa perché volevano sapere cosa volete da noi, cosa dobbiamo fare, e allora non si può andare oggi a lamentare, ma anzi credo debba
avere sulla coscienza queste tragedie, e credo che sia opportuno che si dimetta, non si può andare avanti che così. Alfano è impagnato un po' col Kazakistan, Sì, quindi quello. Ho capito, ne ha tante cose a cui pensare, però credo che questo sia veramente una cosa straordinariamente grave, e tra l'altro bisogna capirlo una volta per tutte. Ecco la nuova Europa, l'Europa che noi vogliamo, capire se Lampedusa sono le porte della Sicilia, le porte dell'Italia o le porte dell'Europa. Fino ad oggi sono state le porte della Sicilia. Quindi secondo lei Alfano dovrebbe dimettersi dopo quello che è successo? Se è vero che la commissaria Malmström ha detto a novembre all'Italia diteci cosa deve fare l'Europa, e l'ha detto per iscritto, e Alfano non ha risposto e nessuno del governo ha risposto, io credo che bisogna che presenti le dimissioni. Io mi auguro da cittadino che smentisca documentalmente. La signora Rosa è la donna, è l'essere umano vivente che per ultima ha visto Scajola libero. L'ultima cena. L'ultima cena. Rosa, ci puoi raccontare i particolari di questa ultima cena? Dove eravate? Allora, eravamo in albergo all'hotel Imperiale. A Roma. Imperial o Imperiale? Ma io sto parlando da stamattina al telefono con tutti di questa scaloppina, quindi Quale veramente scaloppina? difficile. Che è La scaloppina che ho mangiato. La famosa scaloppina dell'Imperiale. Ma quale Sì, io vi invito tutti a mangiare la scaloppina all'hotel Imperiale. Sì. Perché tra l'altro Scajola è di Imperiale, lui no? È di Imperiale, sì, e quindi l'albergo sceglie Imperiale, quello. Imperiale. Ecco, tu hai mangiato una scaloppina, l'ultima scaloppina di Scajola libero. L'hai mangiata all'Imperiale. Al limone. Dove? Al ristorante? Al limone. No, al ristorante no. L'abbiamo mangiato in camera perché non volevamo l'assalto dei media, mentre invece è stato praticamente inutile. Ma in camera di Scajola o quante camere avevate, scusi, signora Criscuolo? Noi abbiamo stato tutto il piano. No, non è vero, c'era la sua stanza e poi c'era la mia da un'altra parte. Ma perché vivete lì? Cioè, no, nel senso, come mai due stanze? No, è perché io sono felicemente impegnata e lui è felicemente impegnato. Ah, e qui certo, e quindi per non farsi beccare due camere diverse. Ma non l'ha anche se io fatto. faccio la matrimonialista. Vabbè, ma chi se ne Puoi frega. fare anche un divorzio gratis. Però scusa, ma tu eri nella 203 e lui nella 213, non eravate Esatto, lontanissimi. su tutte le ruote. Però diverse. vabbè. Signor Vabbè, se Vecchioni, c'era- scusi, signor Vecchioni, lei va spesso in albergo in due camere diverse? No, con una donna nella stessa. La stessa, sì, signor Ma mi pare strano che non ci siano state insinuazioni con la signora. No, nessuna. No. Roberto, sei un uomo all'antica, però, Conoscendovi. diciamo. No. Signor Ma scusa, Messina, ma e la scaloppina tu la mangi in stanza o al ristorante? No, intanto è un bellissimo caso, ma è un'allitterazione meravigliosa che Scajola mangi le scaloppine. la scaioloppina. Scaiola con le scaloppine, scaiola al limone. Sì, quindi, signora Criscuolo, camera di Scaiola, arriva da mangiare, scaloppine, cosa c'era? Anche del vino, qualcosa? No, io sono astemia, Sì, bevo ma acqua, Scajola anche no. il massimo della noia, guardate, non Sì. mi preoccupate. Ti sei annoiata perché pranzare con Scaiola è noioso? Non è una persona molto, diciamo, molto sprint, questo lo Non devo è sprint. dire. Scusi, Poi gli signora- argomenti che trattiamo sono un po'... Noiosi. Tipo? Tipo parliamo di lotte radicali, abbiamo parlato di questo, Di chi? quindi io sono una radicale. Scusi, signora Criscuolo, con tutto rispetto, allora, lei è astemia, Scaiola è noioso, parlate di argomenti noiosi, cosa ci facevate nella stessa stanza in un albergo a Roma? A 203? Niente, ci eravamo dati appuntamento per fare un incontro politico, questo era la Politico? Sì. cosa. Sì. A Signor mezzanotte Vecchioni- con la Anche scaloppina al perché limone? Sì. Lo dico, se io dovevo fare un altro incontro non mi sceglievo Scaiola, scusate. Perché? Che c'ha Scaiola? C'ha Sciavoletta? C'ha la Scaiola. Mi sarei scelta, non Chi? so, Chi? Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Ma Rocco Siffredi. Signor Vecchioni, scusi, signor Vecchioni, lei ci crede a questo incontro politico? Di politico non credo quasi a niente. Niente. Però Bravo. questo è un cosa- incontro che va bene. No, Rocco Siffredi non va bene. No. Era meglio Raul Bova. Raul Meglio Bova. Raul Bova. Senti, No, Rosa. Raul, secondo me è frocio. No, No, signora- ma Rosa, dai. Ma Ma no, per carità. no, ci dissociamo, Non è ci Ma dissociamo non è dal vero, grande no, Raul. ma per carità, Raul, No, non no, t'arreta. assolutamente. Signor Rosa, Messina, vuole Raul, mettere una parola Prego, buona? prego. Messina? Devo Vedo dire, pronto, francamente, pure Gabriele non- Carco. non- Come- certe cose non sono commentabili, Non credo commentabili. nemmeno da voi. No. Scusa, una parola per favore Un po' troppo, a Raul Bova. Sì. Rosa, Rosa è una che pranza con Scaiola, Sì, per dire. cena, Hai addirittura. capito? Ecco, che cosa è l'ultima parola che ti ha detto Scaiola? Buonanotte. Buonanotte. E lei si è addormentata? No, io me ne sono andata. Cioè, quindi non è, scusa, Rosa, usciamo dall'equivoco.
Non è successo niente quella notte. No. Ma no, non erano questi, diciamo, i Un piani. incontro politico. Senta, ma lei conosce Matacena? No, non lo conosco, l'ho visto ieri per la prima volta in Ah. TV. Mai Lui, andata a cena la con moglie. Matacena? E invece Dell'Utri lo No, conosce? Giuro che recupererò. Dell'Utri? No, ormai voglio recuperare. È tardi adesso, non lo trova più. Non ritorna più. Dell'Utri? No, non lo conosco. Lui lo conosce? Lui? Lui chi? Lui, quello che ha il figlio che si chiama Pierlui. Lui. Chi è? A lui, dai, quello che abita a Pierarcore. No, non lo conosco. Guardi. Quello no, ci devo ancora Ma arrivare. però- Scaiola era nervoso, sentiva che sarebbe stato arrestato. No, secondo me non era nervoso, è semplicemente metodico, è un soggetto metodico. Metodico. Perciò io È pazzo. sono... Secondo me ha preso un po' di esaurimento da quando non è stato candidato. Anche da quando ha cenato con te, se posso sì. permettermi, Rosa. Beh, grazie per i complimenti. Senti, ma signora oltre alla Rosa. scaloppina, che avete mangiato? No, io ho mangiato solo lo scaloppino perché sinceramente non è che avevo molta fame, perché già avevo mangiato prima, perché poi sono ritornata Ha fatto da un giro. la doppia cena, ha mangiato con un altro prima, un classico. Bravissimo. Con chi aveva mangiato quella sera, scusi? Cosa? Con chi aveva mangiato? No, questo non lo posso dire, questo mi ammazza. Ma un politico o un suo fidanzato? No, una persona normale. Normale. Scusa, ma Una persona non indagata. Non indagata. Ma un fidanzato? No. Io? No, Sì, no, ce quello l'ho. con cui hai mangiato era un fidanzato? Beh, sì. No, un approccio di fidanzato. Un Un approccio di fidanzamento. Ah, un Guardi, approccio. c'è una domanda per lei da parte del signor Vecchioni, che è molto colpito da questa storia. Signor Vecchioni, Ma veramente? sì, cosa, Sì, vuole, molto. cosa vuole chiedere lei, che è uno dei più grandi poeti contemporanei? Volevo sapere perché invece di buonanotte non le ha detto buongiorno, visto che è stato con lui. Certo. No. È vero. Sì, signora Criscuolo, come risponde? Perché non ho detto buongiorno? Sì. Visto che ormai sarà fatta luce. No. No. Erano le 23:30. alle Io sono 23:30. andata via. Guardi, c'è una domanda per lei dal signor Messina, candidato alle elezioni europee per Italia dei Valori. Cosa vuole sapere da lei? No, soltanto visto l'esito dell'incontro, se pensa di portare un po' sfiga. Sì, signora Criscuolo, questo è... Per l'esito dell'incontro? Scusi. Dice se porti sfiga. Ma è possibile, quindi non si faccia dare bocca al lupo da me, perché già No, siete rovinati. Rosa, poi ma si è, finisce. è mai successo che un'altra persona che ha cenato con te sia finita in galera? Sì. Chi? È un consigliere regionale. Ma come si chiamava? Ianniciello. Vabbè, signora Ianniciello. Criscuolo, grazie, arrivederci, basta, vada via, arrivederci. No, per quanto riguarda quell'appuntamento che avevamo, cena niente. annullata. Signor Vecchioni. E non mi Rosa. auguri in bocca al lupo, per favore. Signor Se Vecchioni. io fossi l'approccio di fidanzato mi toccherei una rosa. Sì, ma anche, insomma, mi preoccuperei anche per il Perché è uno resto. che mangia con la signora Rosa. Sì, no. Senti, poi Roberto, siccome mi sembra che tu voglia il numero di telefono di Rosa Criscuolo, Sì. dopo fuori onda. Gliela diamo il numero di telefono, insomma. Vabbè, capite tutto al volo, siete certo. troppo forti. L'ultima cosa, lei lo porterebbe Balotelli ai mondiali? No, io lo lascerei a casa. Perché? Perché? Non perché sono chiaramente No, non per interista, razzismo, certo, ovvio. no, neanche Direi. perché. Ma perché, Sì, non lo c'è- perché non lo C'è porterebbe? questo fondamentalismo interista che mi impedisce Ma- di vedere un traditore. Ma Non posso. perché è un traditore quello? Sì, grande traditore. Signor- Ma lo era già quando era nell'Inter, perché si metteva la maglia del Milan. quindi- certo.